Roberto Ciambetti, assessore agli enti locali. Giubilo generale dei bellunesi, ma l'assessore da Venezia ha delle riserve, delle criticità. Cosa non le piace di questa legge? Allora, ed è stata impostata come una legge voluta e chiesta a larga maggioranza, anch'io ho firmato questo progetto di legge. Ci sono state delle modifiche portate in commissione che rendevano la legge attuabile e praticabile. Il giubilo che vedo in questo momento, permettetemi, è una presa in giro nei confronti dei cittadini di Belluno, quando è passato un emendamento che prevede che in 12 mesi queste competenze vanno trasferite, cosa che è impossibile, lo abbiamo già visto nel passaggio di competenze della Bassanini negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, che hanno comportato, perché è complesso, perché c'è un passaggio di personale, perché è un trasferimento di risorse, è un passaggio che comunque comporta dei tempi tecnici adeguati. E 18 mesi sembrava un termine abbastanza stringente ma realistico, i 12 mesi, permettetemi, è una presa in giro e sarà impossibile mantenerlo. Come un'altra norma che è intervenuta a tempo praticamente scaduto sul demanio idrico creerà ulteriori problemi e io ho un timore da assessore al bilancio che i trasferimenti e quello che in teoria dovrebbe essere garantito alla provincia di Belluno sarà un boomerang che vedrà ridurre le risorse. Già adesso la provincia di Belluno ha un deficit strutturale, il commissario Capocelli lo ha già detto, e purtroppo intervenire in maniera impropria su norme finanziarie creerà un problema. Mi auguro non sia un problema che va a essere caricato sulle tasche dei bellunesi. Cosa ha deciso l'Aula?